Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in località Valpiana, che è sopra Milies, sopra Segusino e vicino a Valdobbiadene, nelle Prealpi Trevigiane. Partiremo da qui per fare un giro ad anello perfetto, il cui punto più alto sarà il Monte Zogo, oppure, come lo chiamano da queste parti, anche Monte Doc. Il giro è molto semplice e può essere percorso sia in senso orario che antiorario, indifferentemente. Noi abbiamo scelto il senso antiorario per un motivo ben preciso che vi faremo vedere quando faremo la parte di discesa. Da queste parti è pieno di anelli da fare a piedi, in bicicletta, e noi ne abbiamo scelto uno che come prima tappa ha una località che si chiama La Forcella, che è proprio sotto al Monte Zogo. Siamo arrivati a uno dei tanti bivi che caratterizzano il percorso d'andata. Qui noi facciamo il tornante e andiamo a sinistra verso il dock. Andando a destra da quella parte, volendo, si va verso Pianezze di Valdobbiadene. Siamo arrivati a una decina di minuti dalla località La Forcella e qui c'è una bellissima tabella che indica un sacco di anelli che vengono previsti in bicicletta, ma si possono fare tranquillamente anche a piedi. Qui è indicato, voi siete qui c'è La Forcella e noi stiamo facendo una parte del giro Lilla, però non siamo partiti da Milies, siamo partiti da qui, la località Valpiana. Siamo saliti, siamo arrivati qui, siamo passati per di qua, adesso ci troviamo qui. Adesso noi faremo questo anello. Arrivati in questo punto però non andremo a seguire ancora quello viola, ma seguiremo questo giallo e rosso per tornare a Valpiana. Eccoci arrivati a questa forcella che si chiama proprio Forcella Viva la Fantasia. Qui convergono però molti sentieri. Uno è quello che abbiamo fatto noi salendo da Milies o Milies come dicono in molti. Un altro da questa parte porta a Malgagarda. Andando a destra invece su per di là si va al Monte Cesen. Noi facciamo questo qui andando a sinistra. In mezz'ora siamo alla cima del Doc o Monte Zogo seguendo l'anello del Monte Doc.
Eccoci qui, siamo arrivati in cima al Monte Doc. L'ultimo pezzo in cresta è veramente spettacolare e da qui la vista è eccezionale. Da qui si vedono le Dolomiti Bellunesi, le Alpi Feltrine, il Monte Grappa, le Prealpi Trevigiane, il Visentin, un po' di tutto. Adesso inizia la parte di discesa che va da quella parte e vi spieghiamo perché abbiamo deciso di fare il giro in senso antiorario. Perché qui non è molto ben segnalata ed è più facile traguardare dall'alto verso il basso che non viceversa. Infatti ci sono dei punti di riferimento ben precisi. Siamo arrivati a Malga Doc. L'anello del Doc passa per di qua, però i segnavia ce n'è uno ogni tanto, non si vedono bene e il percorso è appena accennato sul terreno. Qui sotto a sinistra c'è un recinto con una costruzione. Adesso noi costeggiamo questo lato qui e poi ricominceremo a scendere. Questi qui che vediamo in basso sono dei falsi sentieri che spesso ingannano, soprattutto in salita. Bisogna restare più alti e percorrere questo sentiero appena accennato che stiamo facendo noi. E poco più sotto si vede la costruzione di prima. Ecco, siamo arrivati alla costruzione, che in realtà è una casetta privata molto carina, e qui arriva la mulattiera da quella parte. Una volta imboccata non ci sono più problemi di orientamento. In realtà però il sentiero sta leggermente più sopra e incrocia la mulattiera un pochino più sotto.
Siamo arrivati praticamente al termine di questa mulattiera molto larga. Abbiamo ignorato 2 cartelli in precedenza che ci avrebbero mandati a Milies attraverso percorsi abbastanza disagevoli. Adesso andiamo a sinistra e in 10 minuti, un quarto d'ora chiudiamo l'anello a Valpiana, dove siamo partiti questa mattina. Il percorso di oggi è stato veramente bellissimo, con delle bellissime vedute. Consigliamo di farlo ovviamente in una giornata limpida come questa e in senso antiorario, proprio per un discorso di orientamento in questa fase di discesa, che appunto è molto più facile in discesa che in salita. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.